in compagnia di Michele Miglionico, stilista di fama internazionale. Buonasera Michele. Buonasera, buonasera a voi. Come mai questa sera qui alle Mille Miglia? Beh, sono qui per godere di questa bellezza romana un po' insolita, perché c'è questo corteo di auto d'epoca che sono veramente spettacolari. Io ieri sera ne ho viste un paio storiche che hanno partecipato in situazioni passate della gara delle Mille Miglia, e sono qui ad aspettare anch'io, come tanti altri, l'arrivo di queste meraviglie di vetture ormai d'epoca dannata, ma quella dannata doc. La moda è Mille Miglia, un connubio vincente. Beh, un tempo si diceva donne, motori, gioie e dolori, ma voglio dire, una bella donna va sempre a braccetto con una bella vettura, con un bel gioiello, visto che noi siamo qui questa sera ospiti dello stand di Chopard. Sì, il connubio è super vincente, almeno per me sì. Michele Miglionico è di origine lucane, però è molto apprezzato e stimato a Roma. Ci racconti un po' i suoi esordi? Beh sì, sono di origine lucane, insomma sono partito ormai insomma, abbiamo quest'anno festeggiato il nostro decennale, sono partito da Potenza dopo una bella gavetta e ho debuttato a Roma nel 2000 disegnando un abito da gran sera dedicato alle donne che entravano appena nell'arma dei carabinieri, e da lì è partita la mia avventura, prima in Italia, poi in Europa, poi in America. Ora sto partendo per giovedì prossimo, sarò ospite della moglie del presidente delle Seychelles, perché sono l'ospite d'onore di una manifestazione dedicata a Miss Seychelles. Insomma, porto avanti il nome del Made in Basilicata, insomma, in una maniera vittoriosa, almeno così dicono. E qui con lei stasera anche una mannequin. Fa parte il suo abito della collezione primavera-estate di quest'anno? No, in realtà no, diciamo che sono accompagnato dalla mia amica Liv, che in realtà lei è un'attrice, è Liv Skugel, ed è una mia carissima amica che, diciamo, di tanto in tanto indossa i miei abiti. No, è un abito di una collezione passata, come è giusto che sia, insomma, in un convivio del genere è bello, ecco, mostrare, ma farsi accompagnare poi anche in questo caso da un bell'abito. Invece quest'anno a che cosa si è ispirato per la sua collezione? La collezione che abbiamo presentato a gennaio in realtà era dedicata alla fine degli anni 50 e a Marilyn. Quest'anno praticamente l'anno è il 50° dedicato a Marilyn, è stato anche il 50° dell'Oscar di Sofia Loren. Quest'anno un po' il 2012 è un po' l'anno dedicato alla beauty, alla bellezza, e io che amo la bellezza in generale, poi le belle donne ben vestite, che hanno quel senso di grace, proprio quell'allure particolare, abbiamo, ecco, omaggiato la collezione pensando a Mary. Questo è. La prossima collezione si può avere già qualche anticipazione invece? Stiamo lavorando, saremo presenti a luglio qui a Roma per presentare la collezione ad Alta Roma, nel contenitore dell'Alta Moda, ma in realtà abbiamo, ecco, una serie di eventi collaterali che mi permetto di dire sono leggermente più importanti della presentazione della collezione qui a Roma. Però partiamo da Roma e speriamo, insomma, che vada tutto bene. In bocca al lupo! Crepi il lupo, grazie.